Infermieri trattati giustamente come eroi durante il periodo Covid adesso protestano. L'emergenza del virus c'è ancora anche al Abruzzo. Antonina Usala, lei da 22 anni infermiera nella stroke unit. Che aria sta tirando nel suo caso? Bruttissima. Perché? Tutti i lavoratori sono assolutamente adirati, non ci pagano, Anche nel suo caso? non ci pagano. Siamo sotto di 3 fasce rispetto ai nostri colleghi delle altre ASL della regione Sardegna. Siamo i meno pagati. Tutto confluisce qua, però abbiamo almeno 154 euro lorde in meno rispetto ai nostri colleghi pari di altre aziende. Siamo sotto di organico, si continua a dire che siamo al top, intanto metà dei reparti chiudono. Se metà dei reparti sono chiusi vuol dire che non siamo al top. Qui al Abruzzo? Sì, signore. Perché sono chiusi la metà dei reparti? Perché non c'è personale, tra Covid, tra ferie, tra chi non è mai stato sostituito causa pensionamento. Siamo sotto, c'è un infermiere ogni 14 posti letto. E prima qual era il rapporto? Il rapporto era 1 ogni 7-8. Quindi insomma, voi dimezzati e il numero di pazienti da seguire raddoppiati. Certamente. Lei personalmente come sta facendo ad andare avanti lavorativamente parlando? Guardi, io mi occupo di 15 ambulatori da sola, 24 agende elettroniche. Il serbatoio di utenza degli ambulatori della neurologia stroke unit sono 7.000 circa all'anno, ma prevediamo per il 2022, visto che il territorio è sguarnito, di salire numericamente. E tutto questo io. Mi supportano dei colleghi che la mattina lavorano in reparto, il pomeriggio fanno prestazioni aggiuntive. Lei quante ore fa al giorno? Prestazioni aggiuntive che non vengono pagate. Lei quante ore arriva a fare al giorno? Le mie normali 7 ore. C'è mai qualche, diciamo, extra pagato, ovvero qualche urgenza che la porta a stare più del tempo? No, nel mio caso da un paio di anni a questa parte no, ma di sicuro sì, in passato ho fatto 3 notti alla settimana. Lei attualmente come fa a lavorare in questa emergenza, avendo a seguire tutti questi reparti? Come sta facendo? Come sto facendo? Faccio quello che posso, faccio quello che fanno tutti i lavoratori, senso di sacrificio, disponibilità, andiamo avanti noi, siamo in autogestione perché chi ci governa qui dentro è assente, insensibile. Noi segnaliamo delle criticità, neppure ci rispondono. E quindi ecco perché siamo stati costretti a fare questo sciopero. sit-in. 2 esempi di criticità che lei ha segnalato che sono rimasti praticamente La carenza al di vento. organico in pronto soccorso, nei reparti, nelle medicine, reparti Covid non riconosciuti come tali e quindi gli operatori sanitari non vengono pagati con l'indennità di malattie infettive, come lei ben sa, non ci viene riconosciuto. Cioè lavorate in mezzo al virus, diciamo. Esattamente. Per esempio quella unità che lavora in reparto Covid di corsa si deve spogliare, fare e andare a coprire da un'altra parte. Molto spesso capita questo. Lei personalmente è mai stata contagiata, mai stata positiva? No. Almeno quello no. No, perché occupandomi di ambulatorio io sono meno, diciamo, in trincea Esposta. rispetto esattamente ai miei colleghi da un paio di anni a questa parte. Anche per Chi deve motivi- fare qualcosa? Intanto la direzione generale e secondo la politica che secondo me è in un altro mondo. Noi siamo qui e loro sono in un mondo virtuale, lontano da noi, dai nostri problemi. Non hanno rispetto dei nostri sacrifici. Sandro Busa, 58 anni, di Cagliari OS, Sì. al Abruzzo, il più grande ospedale della Sardegna, e c'è questa questa mega protesta, sciopero, non si può più lavorare a determinate condizioni. Nel suo caso cosa sta succedendo? Succedendo che c'è un po' si sta venendo a lavorare con molta ansia e situazioni un po' particolari che poi ne va a discapito dei pazienti stessi a livello psicologico. Io arrivo anche un po' così stressato dal lavoro, dai turni, dalle reperibilità, poi soprattutto sono anche sottopagato per quanto riguarda lo stipendio, siamo sottopagati Lei quante ore fa al mese? Io faccio le 36 ore 36 ore settimanali. 36 ore settimanali, Sottopagato perché? più le reperibilità che sono 8-10 possono essere. Sottopagato perché lo stipendio salariale in tutta la Sardegna noi siamo sottopagati. Tutte le altre aziende ospedaliere sono più pagate di noi. Per fare un esempio, cioè, per capire. Il policlinico è più pagato del nostro ospedale.
Poi ci sono tante altre situazioni che sono quelle delle fasce. Ci sono colleghi che ci sono 15 anni negli altri ospedali. Ecco, lei in questo caso da quanti anni lavora come OS? Io lavoro 13 anni e mezzo qui. Da 13 anni e mezzo al Abruzzo, in che reparto? In neurochirurgia e sala operativa. Ecco, lei stava dicendo sottopagato, ovviamente quando si parla di stipendi si pensa Stipendi magari in generale, per uno stipendio medio di 1.500 euro. Ci arrivate? Non ci arrivate? Ci arriviamo, ma a malapena. A malapena? Sì. Mentre invece In altro ospedale vedo stipendi molto più alti. che arrivano a quanto all'incirca? 1650, 1700, nel mio contesto professionale parlo. Certo, Chiaro quindi che, da OS. certo. Quanto ha influito e sta ancora influendo l'emergenza Covid nel suo caso di lavoratore? Lei? Nella mia realtà lavorativa ha influito perché adesso noi ricoveriamo anche pazienti Covid, tra cui pazienti che non arrivano e hanno urgenza di fare interventi chirurgici. Poi lì è chiaro che il contagio ci può stare. Lei non è mai... Sì, anche lei? Sì, anche io mi sono preso il Covid e di conseguenza si vive una situazione un po' di ansia, quell'ansia che non fa bene ai pazienti, diciamo. E non fa bene neanche a lei lavoratore? Neanche a me lavoratore. Cioè. Cosa conta di fare se la situazione non cambierà? Oggi la protesta, domani? Continueremo nella protesta per cercare di migliorare quelle che sono le condizioni di lavoro e condizioni salariali e incentivare il personale. In una battuta finale, l'ospedale, un luogo dove vige comunque il rispetto del paziente, le cure e quant'altro. Il fatto che lei da OS si sia preso il Covid qua al Abruzzo, come lo giudica? Succede, chi è al servizio dei pazienti è normale che te lo puoi beccare, è normale, però insomma ne siamo usciti bene, con molto sacrificio, però a oggi affrontiamo sempre queste situazioni un po' che insomma, si potrebbero migliorare, diciamo.